Benvenuto Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. Buonasera Nando. Buonasera. Il termine sondaggista negli ultimi anni è stato coperto un po' di discredito, perché in realtà si interpreta il sondaggio esclusivamente come una sorta di oracolo. Così non è per moltissimi motivi, per il cambiamento che c'è stato nella società, nel rapporto tra i cittadini e la politica. Ciò non di meno il sondaggio viene utilizzato sempre più spesso in questi termini. Ecco allora che sondaggista è un termine molto screditato. A me piace molto di più il termine ricercatore. Il lavoro della ricerca demoscopica è un lavoro molto complesso che si avvale di competenze molto diversificate. C'è un metodo dietro le ricerche demoscopiche, dietro il sondaggio, è una cosa molto seria dove l'innovazione anche tecnologica e la formazione diventano cruciali, perché interpretare comportamenti, atteggiamenti e opinioni dei cittadini è sempre più complicato. Ecco allora che per esempio utilizziamo le neuroscienze. Ipsos è un grande gruppo che da più di 40 anni opera a livello internazionale e si occupa di ricerche di mercato, di ricerche sulla pubblica opinione, di ricerche sociali. Io credo che il sondaggio abbia un grande potere rispetto alla politica, ma proprio la consapevolezza di questo potere mi induce nel lavoro che faccio a mettere sempre al centro l'etica e la deontologia. Mi piace citare il titolo di un film di uno dei premiati della Fondazione Masi, Carlo Mazzacurati, il cui titolo era La giusta distanza. Il lavoro del ricercatore è quello di avere la giusta distanza rispetto all'oggetto dei propri studi. All'estero si pensa dell'Italia molto meglio di quanto gli italiani non pensino del loro paese e questo è un dato che abbiamo riscontrato anche recentemente, una grande ricerca fatta in 18 paesi sull'immagine del nostro paese, su quelli che sono i tratti distintivi, cosa qualifica il nostro paese. Non si pensi che il Made in Italy sia soltanto la Ferrari, le Griff, il fashion, la moda. C'è l'enogastronomia che è un tratto distintivo fortemente valorizzato e fortemente apprezzato all'estero. Ci sono alcuni tratti distintivi della cultura veneta che ritroviamo anche in altre regioni del nord, ma che rappresentano elementi sicuramente molto qualificanti. Premesso che l'Italia è fatta di molte diversità e che queste diversità rappresentano davvero una ricchezza del nostro paese. Io credo che ci siano almeno 2 o 3 elementi che vadano presi in considerazione. Il primo è la cultura del lavoro, che è una cultura molto profonda, molto radicata, lo spirito imprenditoriale, l'idea che di fronte alla difficoltà si debba trovare una soluzione, non un alibi, e nello stesso tempo anche, come posso dire, un'attenzione al contesto in cui si vive, il che fa sì che ci siano, come dire, tutta una serie di iniziative di solidarietà da un lato e di attenzione alla cultura e al territorio dall'altro. L'immagine dell'Italia passa anche attraverso il vino. Mi piace ricordare il presidente Obama che dice che quando cena con Michelle lui vuole vino italiano. Il rapporto mio con il vino è un rapporto molto particolare, nel senso che non credo di aver mai bevuto il vino da solo. Per me il vino vuol dire convivialità, vuol dire condivisione, vuol dire essere con le persone a cui voglio bene, con gli affetti più cari, con i miei amici. Quando ero bambino i miei genitori bevevano vino a cena e ricordo il Valpolicella. Alla fine degli anni '80 seguivo un cliente di Padova. Ricordo che al termine di sessioni di lavoro si andava a pranzo o a cena col signor Pessi e lui mi fece conoscere l'Amarone, un vino che non conoscevo e che ho apprezzato moltissimo fin da allora. Ricevere un premio della Fondazione Masi, un premio per la cultura veneta, è un qualche cosa che inizialmente mi ha sorpreso, però mi ha molto inorgoglito, devo dire, e mi ha indotto a riflettere di più su quelli che sono i tratti appunto che accomunano Bergamo alla cultura veneta.